turismo balneare, tra i settori più forti dell'economia veneta, è al lavoro per applicare la nuova ordinanza regionale che stabilisce le linee guida per vacanze all'insegna della sicurezza sanitaria. Prima giornata di sole, Venezia torna a riempirsi, auto in coda sul Ponte della Libertà, parcheggi completi al Comunale e al Tronchetto, scattano i controlli anti-movida. A Venezia le società dilettantistiche chiedono un aiuto per superare la crisi causata dalla pandemia e tornare a vivere la manifestazione in riva 7 martiri. Grazie ai test rapidi si sono evitati diversi focolai nelle case di riposo del Veneto, parla il presidente regionale dell'Unione Istituti per Anziani. Ecco cos'è successo in questi mesi. Assalto nella notte al bancomat di via Aldo Moro a Quarto d'Alpino. Dopo aver fatto saltare lo sportello automatico, i ladri sono fuggiti con circa 40.000 euro. Scoperta a Musile di Piave una targa per ricordare le vittime della strada, in particolare per i 4 ragazzi morti 2 anni fa nella strage di Jesolo. Dalle istituzioni un appello ai giovani. Conto alla rovescia per la festa della Sensa domenica prossima a San Nicolò al Lido. Al rito del rinnovo dello sposalizio di Venezia con il mare ci saranno tutti i sindaci dei capoluoghi veneti. Buonasera, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano il turismo balneare che si appresta a partire. Il 15 infatti apriranno le spiagge, i lavori sono in corso ed è arrivata anche una nuova ordinanza regionale che stabilisce le linee guida per una riapertura in massima sicurezza. Questa è la situazione e le aspettative del comparto. Nelle spiagge venete, tra un ombrellone e l'altro, ci dovrà essere un'area minima di 12 metri quadrati, 2 in più rispetto alle linee guida nazionali. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia, che applica quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni. A Jesolo, dove come nel resto del litorale si lavora per farsi trovare pronti alla riapertura degli stabilimenti balneari, le basi degli ombrelloni sono già posizionate o pronte per esserlo. Abbiamo accolto positivamente l'ordinanza del presidente Zaia, che sostanzialmente ha riconfermato le disposizioni anche dell'anno scorso, che hanno dimostrato la loro efficacia. Già nel 2020 in particolare le spiagge della costa veneta sono state aperte in sicurezza, non abbiamo avuto dei cluster, delle problematiche particolari, quindi abbiamo apprezzato il fatto che sia stata data fiducia ulteriore agli operatori che hanno dimostrato grande senso di responsabilità già un anno fa. In zone con specifici problemi erosivi, la distanza tra un paletto e l'altro potrà essere derogata dai sindaci fino a 10 metri quadrati e mezzo. Jesolo nel fine settimana ha attirato diversi visitatori, ma la vera attività comincerà probabilmente tra il 15 e il 20 di maggio. Le spiagge sono una delle voci maggiori del turismo veneto, uno dei comparti principe dell'economia regionale. Quest'anno abbiamo voluto aumentare ulteriormente il grande sforzo fatto l'anno scorso, ovvero quello di riportare al centro della discussione il concetto di sicurezza e di salubrità della vacanza al mare, che è al fondamento della nascita della balneazione attrezzata. Per cui quest'anno parleremo di zona blu, perché idealmente tutte le spiagge del Veneto faranno un ulteriore salto di qualità per mettere al centro della propria agenda proprio il tema della sicurezza. L'idea è quella di passare dal Covid free al batterio zero, la nuova sfida per il futuro. Rimaniamo sul litorale veneto e andiamo a Eraclea, dove è stato presentato un grande progetto di riqualificazione dell'arenile. Privati e regione vogliono investire in questa località per una prospettiva di crescita. Il progetto di riqualificazione degli stabilimenti balneari di Eraclea Mare riguardano un'area di 25.000 metri quadrati. In questo tratto di arenile potranno essere collocati 1 migliaio di ombrelloni, ma solo 700 in questo periodo di emergenza sanitaria, con le piazzole collocate con un distanziamento di 20 metri quadrati. Tante le opere previste, in particolare legate alla sostenibilità ambientale. Ci saranno anche nuove aree per famiglie, piscine e nuovi bagni di ultima generazione, oltre alle opere pubbliche di manutenzione e illuminazione della muretta fronte mare e installazione di nuova videosorveglianza. Diventerà una spiaggia moderna e sicura.
Qui c'è un progetto importante del territorio, si sono messe insieme le persone, hanno fatto rete, questo è quello che noi chiediamo. Eraclea manda un grande messaggio di rinascita da questo punto di vista ed è legato proprio all'innovazione del prodotto turistico. L'accordo prevede che le opere siano realizzate entro i 3 anni. I gestori dell'area hanno deciso, per dare un segnale di rilancio in questi momenti di difficoltà, di effettuare già un primo intervento entro questa estate. Prima giornata di sole e Venezia torna a essere ripopolata. I turisti hanno affollato calli e campi, auto in coda per raggiungere Piazzale Roma, il garage comunale, quello del Tronchetto. Hanno registrato il tutto esaurito. Per questo la polizia locale ha comunicato lo stop dei veicoli con l'indicazione a raggiungere le aree di sosta in terraferma a Mestre e Marghera. Per le code sul Ponte della Libertà verso il centro storico, le linee del servizio di trasporto pubblico hanno accumulato ritardi in entrambe le direzioni. Massima attenzione agli assembramenti. Si ricorda che da ieri a domani sera è in vigore l'ordinanza del sindaco che chiude alla movida del fine settimana i punti nevralgici della città e di Mestre anche in fascia gialla. I luoghi sotto la lente di ingrandimento sono i sestieri di Canareggio, San Polo e Dorsoduro. Anche a Venezia questa mattina il grido di dolore, il grido d'allarme delle società sportive che sono scese in piazza per chiedere di ritornare alla normalità. L'inno nazionale di Mameli è risuonato forte questa mattina in Riva Sette Martiri a Venezia a fare da elemento collante di coesione, unità e coraggio a una sessantina di società sportive della provincia che chiedono aiuto per continuare a vivere. Almeno 150 i partecipanti, tutti rispettosi del distanziamento dei protocolli, che hanno voluto far sentire la loro voce. Così Dino Ponchio, presidente del CONI regionale del Veneto, si è rivolto ai partecipanti. L'inno d'Italia, io mi ricordo l'inno d'Italia la prima volta che sono andato in nazionale e naturalmente ho pianto e spero che alla prima volta piangiate anche voi quando andrete in nazionale. Poi ai nostri microfoni. Dobbiamo alzare forte questo grido di dolore che l'abbiamo fatto questa mattina in tutto il Veneto e dobbiamo anche sperare che chi di dovere raccolga questo grido di dolore e ci aiuti lo sport di base. Sono intervenuti alla manifestazione il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, Davide Giorgi a nomine del Comitato Paralimpico e Sara De Zorgi in rappresentanza della società di base. A coordinare la giornata Massimo Zanotto, delegato provinciale del CONI. Questa manifestazione ha lo scopo di rappresentare la difficoltà dello sport di base, dello sport fatto di volontariato, di ragazzi che hanno bisogno di ritrovarsi al di fuori degli spazi scolastici per vivere la socialità. Veniamo ai temi del Covid. Grazie ai test rapidi si sono evitati diversi focolai nelle case di riposo del Veneto. Così il presidente regionale dell'Unione Istituti per Anziani, Volpe. Sentiamolo. Noi saremmo stati devastati se non avessimo avuto i tamponi rapidi. L'utilizzo dei test rapidi in Veneto ha evitato il formarsi di parecchi pericolosi focolai e salvato numerose vite nelle case di riposo. Roberto Volpe, presidente regionale dell'Unione Istituti per Anziani, non ha dubbi. Grazie ai test rapidi si è evitato il peggio. Se in Veneto oltre 100 strutture sono rimaste free Covid, è evidente che i tamponi rapidi che usavamo in quel periodo hanno funzionato. Non avremmo sicuramente intercettato il virus con i tamponi molecolari che magari stavano fuori 2 o 3 giorni per avere gli esiti. La differenza di contagi tra prima e seconda ondata si spiega facilmente, secondo Roberto Volpe, perché è evidente che con il lockdown totale della primavera 2020 le condizioni fossero profondamente diverse. Nelle 346 strutture del Veneto, dove ci sono 32.588 posti letto, ogni giorno noi abbiamo 20.000 persone che entrano ed escono dalla struttura, che è il nostro personale. Nella prima ondata queste 20.000 persone andavano a casa, trovavano una famiglia statica, quindi figli, mariti, mogli a casa. Nella seconda ondata queste 20.000 persone trovavano non più una famiglia statica ma dinamica, i figli a scuola, i mariti che lavoravano, le mogli che lavoravano.
Molti contagi contratti in famiglia dal personale sono quindi stati individuati grazie ai test rapidi ed è grazie ai controlli che, nonostante i vaccini, gli incontri tra familiari e ospiti delle case di riposo devono e possono svolgersi in sicurezza. Gli anziani sono delle persone immunodepresse, quindi noi abbiamo già evidenze che qualche anziano, pur vaccinato, ha difese anticorpali pari a 0. Per quello la ripresa deve essere fatta con molta cautela. La cronaca ci porta a Quarto d'Altino per l'assalto a un bancomat. I ladri sono in fuga, indagano i carabinieri. Bancomat assaltato nella notte in via Aldo Moro a Quarto d'Altino. I carabinieri di San Donà di Piave sono intervenuti verso le 2:30 davanti alla sede della Banca della Marca Credito Cooperativo dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni residenti svegliati dal forte rumore dell'esplosione e dalla società di vigilanza privata incaricata dall'istituto. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver fatto saltare lo sportello automatico, i ladri si sono allontanati con il bottino, ancora da quantificare ma che indicativamente potrebbe aggirarsi intorno ai 40.000 euro a bordo di una berlina di colore scuro. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona per appurare il numero dei malviventi e quale sia stata la tecnica utilizzata per far saltare il bancomat. In base ai danni provocati alla struttura e alla prima ispezione dei militari giunti sul posto, non si esclude che i criminali abbiano utilizzato la marmotta per sventrare il bancomat, al cui interno sono rimasti circa 4.000 euro. Le indagini continuano. A Musile di Piave, dove questa mattina agli impianti sportivi è stata scoperta una targa dedicata a tutte le vittime della strada, a 4 in particolare. Una targa per tutte le vittime della strada, un modo per ricordare e ricordarsi che ci sono ancora tanti, troppi morti, giovani soprattutto. Questo è il senso dell'iniziativa ai campi sportivi di Musile di Piave, nata per volontà dell'associazione Alba, guidata da Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 giovani che il 14 luglio 2019 morirono nella strage di Jesolo, speronati da un'auto pirata. Oggi provo la gioia di vedere che il sole, che c'è una bella giornata di sole, perché vuol dire che questi angeli sono qui con noi e vogliono far capire che la loro morte non è stata inutile ma è stata utile. È un momento sicuramente di ricordo per i 4 ragazzi che hanno perso la vita a luglio del 2019, ma anche è un monito per tutti i nostri giovani. Infatti non a caso abbiamo scelto di metterla qui in un luogo di passaggio, in un luogo molto frequentato dai giovani, proprio perché ci si ricordi che quando ci si mette in strada bisogna essere prudenti, bisogna stare attenti. Con il ritorno graduale alla normalità aumentano gli spostamenti, magari dopo mesi di stop, e nei ragazzi c'è il fattore dell'inesperienza. Noi in realtà siamo attraversati da una statale, per cui abbiamo avuto dei periodi davvero falcidiati dalle stragi, e capita comunque, avendo appunto una statale, che ci siano ancora delle tragedie. E proprio ai più giovani si rivolge il primo cittadino di Spresiano. Guardate ragazzi, siamo stati giovani tutti e io ho la fortuna di essere qua a raccontarlo che sono stato giovane. Vorrei che tutti avessero questa fortuna. Ritorniamo a parlare di ripartenza della stagione turistica, perché l'assessore comunale Venturini ha incontrato a Venezia gli operatori del settore. Quindi è un inizio positivo, un inizio con tutti vogliono collaborare, un inizio di rete, diciamo, per quanto riguarda l'isola. Capire Pellestrina, la sua specificità, conoscerla e valorizzarla in occasione dell'avvio della stagione turistica estiva. Questo è lo scopo dell'incontro tra l'assessore al turismo Venturini con gli operatori del settore dell'isola, a cui hanno preso parte anche il consigliere delegato Scarpa Marta e il presidente municipalità Guberti, per essere pronti e tutelare l'isola. Un'attività importante perché è funzionale alla ripartenza, funzionale a una fase di rilancio turistico dell'isola, soprattutto in epoca post-Covid. Ecco, soprattutto dopo questo anno di lockdown possiamo raccontare al mondo che Pellestrina è una meta ideale per chi cerca un turismo
a contatto con la natura, un turismo all'aria aperta, su spazi ampi, su spazi veramente meravigliosi, con spiagge incontaminate e con tanta possibilità di fare esperienze in barca, esperienze col turismo, esperienze con la pesca, esperienze di ogni genere. Quindi è importante raccontare al mondo la bellezza di Pellestrina e dall'altra parte noi prepararci in modo che il turismo, quando arriverà, possa in qualche modo godere di queste bellezze e ritornare presto. È importante appunto ascoltare le esigenze, le problematiche dell'isola di Pellestrina e ci auguriamo adesso di ripartire. Ci vuole però un turismo che sia equilibrato, un turismo che abbia rispetto per l'isola di Pellestrina, quindi è giusto trovare un giusto equilibrio assieme alla cittadinanza con chi ci vive appunto. Un pensiero speciale per le mamme alla vigilia della loro festa. Il mercato coperto della Coldiretti di Mestre è l'occasione per continuare la raccolta firme contro il fotovoltaico a terra. La ricorrenza della festa della mamma, a cui Coldiretti ha riservato un dono speciale al mercato agricolo coperto di Mestre, coincide anche con la raccolta firme No al fotovoltaico a terra, una mobilitazione messa in campo proprio da Coldiretti per manifestare il suo dissenso. Non è giusto togliere suolo agricolo agli agricoltori quando in Veneto abbiamo ettari e ettari di capannoni e questi potrebbero essere sfruttati mettendo proprio questi pannelli sopra i capannoni e sopra i tetti, in modo da lasciare un terreno agricolo fertile, che è come quello del Veneto, e produttivo di molte eccellenze, e lasciarlo agli agricoltori e ai contadini. Presente all'iniziativa anche il Comune di Venezia. Credo che se le risorse fossero destinate a utilizzare i capannoni industriali o le aree industriali dismesse, oppure tutti i nostri tetti delle nostre città, credo che ne abbiamo di ettari da coprire. Iniziare a coprire i nostri ettari delle campagne è una cosa assurda. Spero che questo mio no come assessore ai rapporti con l'agricoltura della città di Venezia sia il no di tanti amministratori del nostro Veneto, delle nostre città venete. Ovviamente credo che il nostro Presidente Zaia deve considerare questa iniziativa e agire sul governo. Anche i bambini sono stati coinvolti attraverso la realizzazione dei loro piccoli capolavori, dando la loro visione della natura e dell'ambiente. Sono sensibili alle tematiche che forse noi adulti abbiamo un po' dimenticato, quindi non si vive di solo pane, ma si vive anche di bellezza, e loro sono pieni di questo e riescono sulla carta a metterlo, a riportarlo. Sta per compiere 150 anni e ha un sogno nel cassetto: riportare in vita un antico squero nel sestiere di Castello. È il progetto della società di mutuo soccorso Carpentieri di Venezia. Nella lista di soci onorari contenuta nel registro gelosamente custodito nella sede di Castello si leggono tra gli altri anche i nomi di Giuseppe Garibaldi e di Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I. La società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati di Venezia è un ente senza fine di lucro che ha davvero attraversato una fetta di storia della città. La società è antichissima, è la più antica associazione di Venezia perché è stata fondata nel 1867 e il prossimo anno noi compiamo 150 anni di ininterrotta attività. È una società ottocentesca, quindi è nata per sostenere gli operai navali nelle loro necessità, quindi una società che precede l'INPS, precede l'INAIL e precede anche il Servizio Sanitario Nazionale. Dall'Ottocento ad oggi sono cambiate molte cose, ma la società ha continuato a perseguire quel principio di solidarietà mutualistica che è alla base del sodalizio. La scelta che noi abbiamo fatto come società di mutuo soccorso, essendo appunto un ente non lucrativo, è quello di, ad esempio nel patrimonio che noi abbiamo immobiliare, di non affittare a strutture diverse che non siano i residenti, e quindi non nessun bed and breakfast, nessun appartamento turistico. È certo che se però noi potessimo convertire il patrimonio abitativo, ad esempio, nella questione della monocultura turistica, avremo immediatamente un ritorno economico enorme. Oggi il sogno è quello di riportare in attività l'antico squero di Sant'Isepo, un'area di 800 metri quadri di cui il Comune di Venezia detiene la nuda proprietà. Un progetto già presentato a Caffarsetti e per il quale si è mosso anche il consigliere comunale Giuseppe Saccà. La nostra richiesta è metterci attorno a un tavolo con le istituzioni
per ridare modo anche allo Squero di essere aperto di nuovo alla città. La produzione, l'attività diciamo artigiana è cessata nel 2015. C'è la possibilità di ricavare in questo Squero ancora l'attività artigiana, ma anche attività che sia rivolta appunto ai cittadini, quindi aprire lo Squero alla città. E a proposito di tradizioni, si rinnova domenica prossima, 16 maggio, il rito dello sposalizio di Venezia con il mare, la celeberrima festa della Sensa. Ci spiega e ci dà alcune novità, ce le anticipa il consigliere delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto. Ci saranno i sindaci delle 7 città capoluogo di provincia del Veneto, delle città di Venezia, Treviso, Rovigo, Padova, Verona, Vicenza e Belluno, domenica 16 maggio a Venezia, per la festa della Sensa, tradizionale rinnovo dello sposalizio di Venezia con il mare, nello specchio d'acqua di San Nicolò al Lido. Ce lo anticipa il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto, confermando che, causa Covid, quest'anno, come già nel 2020, non ci saranno corteo acqueo e regate. Confermata invece la messa presieduta dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia nella chiesa di San Nicolò del Lido. Ci limiteremo indubbiamente, ma senza assolutamente privarcene, di quello che è il simbolo dell'evento, o meglio lo sposalizio dei veneziani con le loro acque. Saranno presenti anche i sindaci di Genova, Pisa e Amalfi, che avranno il compito di consegnare l'anello dogale ricevuto nel 2019 e tenuto eccezionalmente dalle antiche repubbliche marinarie per 2 anni, proprio a causa del blocco provocato dal virus. Saranno soltanto poche gondole, una di queste porteranno a bordo il sindaco di Venezia e il patriarca, che con la famosa frase "sposiamo te, o mare, in segno di vero e perpetuo dominio", lanceranno poi l'anello in acqua. Giusto ribadisce la grande attualità di un rito così antico. Il prossimo anno sicuramente ritornerà la vera festa, l'aggregazione popolare, la Venezia che nell'acqua si muove. Una suggestione, un rito che rimangono. È davvero tutto quindi anche per questa sera da Venezia e provincia. Ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione prevalente, anche la giornata di domenica sarà meteorologicamente tranquilla. Da lunedì anticiclone in declino e graduale peggioramento. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata decisamente buona, la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà limpido, sgombro da nubi, salvo per qualche occasionale nube di passaggio. Temperature in aumento, minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, contesto anche qui stabile, con tanto sole dappertutto e senza piogge. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sole ovunque, cielo sereno e terso. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.